Una bimba di poco più di un anno si è rovesciata addosso una pentola di acqua bollente, rimanendo ustionata al volto e al corpo. È successo a Gorizia. È stata trasportata d'urgenza in elicottero al centro Grandi Ustionati di Padova. È attivo da oggi in Borgo Stazione a Udine il posto fisso di polizia locale, aperto 12 ore al giorno, il personale in costante contatto con le pattuglie esterne. L'assessore Ciani: restituiamo sicurezza e dignità al quartiere. Travolge con l'auto mamma gatta e i suoi piccoli, uccidendone uno, poi fugge ma viene rintracciato dalla polizia locale di Azzano Decimo, che lo sanziona per oltre 400 euro per omissione di soccorso di animale. Ecco le foto che testimoniano il ritorno dell'orso dopo 3 anni. Tra Moggio Udinese e Pontebba alcune impronte sono state immortalate dai cacciatori della locale riserva. Si tratterebbe di un esemplare del peso di oltre 1 quintale. Il pareggio con la Juve da slancio all'Udinese, ma mostra anche grosse lacune in difesa. Con il mercato ancora aperto si accelera per Perez dall'Atletico. Domani le visite mediche, si aspetta anche l'ufficialità di Sasses. A tutti voi buona serata, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo con la cronaca. Una bimba di 13 mesi è stata trasportata in volo d'urgenza al centro Grandi Ustionati di Padova per la cura delle lesioni che ha riportato al volto e al corpo a seguito di un incidente domestico accaduto alle 13 in una casa di Gorizia. È stata intubata dal personale sanitario inviato dalla Sores, che ha attivato ambulanza ed elicottero. La bimba sarebbe in condizioni serie, pare si sia avvicinata ai fornelli e che abbia rovesciato una pentola con acqua bollente che le si è rovesciata addosso. A dare l'allarme e a chiamare i soccorsi sono stati i genitori. Sono ore di ansia per i parenti della piccola e per tutta la città, dice il sindaco Rodolfo Ziberna. Le condizioni della bambina sono gravi. Questo brutto infortunio domestico, continua il primo cittadino, riguarda una famiglia goriziana a cui ci stringiamo nella speranza che la bimba torni presto a casa. È stato necessario l'impiego anche di un elicottero militare per soccorrere 2 alpinisti milanesi bloccati per tutta la notte in parete in Carnia, passo Cason di Lanza. È stata un'operazione di recupero molto impegnativa quella compiuta nelle ultime ore dal soccorso alpino con l'elicottero sanitario, l'elicottero dell'esercito italiano, il SAGF e i vigili del fuoco a Passo Cason di Lanza a Paularo per salvare una coppia di coniugi milanesi di 52 e 55 anni rimasti in parete tutta la notte senza riuscire a muoversi. L'allarme alle 20:30 di ieri, purtroppo la pioggia, il pericolo fulmine e la scarsa visibilità hanno impedito di raggiungere subito i 2 arrampicatori che hanno poi raccontato ai soccorritori che i tuoni scuotevano il terreno. Fortunatamente erano riusciti a ripararsi all'interno di una rientranza. Il recupero questa mattina in un momento di visibilità discreta. I 2 stanno bene, sono stati rifocillati e riscaldati. Ieri sera la polizia di Udine ha arrestato un cittadino pakistano nella zona dello stadio proprio durante lo svolgimento della partita Udinese-Juve. L'uomo è accusato di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Alla vista della polizia si disfa della droga e tenta di fuggire. Arrestato a Udine un pakistano di 40 anni. È successo ieri poco prima delle 21 nella zona dello stadio, dove una pattuglia della volante della questura era in servizio durante la partita di calcio. Gli agenti hanno notato una coppia che si dirigeva verso via Sondrio e che aveva manifestato nervosismo alla loro vista. I 2 sono stati fermati per un controllo e l'uomo ha gettato 2 involucri contenenti 17,5 grammi complessivi di hashish nel giardino di un'abitazione per poi darsi alla fuga. Il pakistano, irregolare con precedenti, senza fissa dimora e con il divieto di ritorno in provincia di Udine, è stato bloccato da uno degli agenti, da lui colpito al ginocchio e al torace, e in seguito è stato ammanettato con l'aiuto dell'altro poliziotto. Stamane il quarantenne è comparso per direttissima davanti al giudice Rossella Miele, che ha convalidato l'arresto per resistenza reiterata a pubblico ufficiale e disposto la custodia cautelare in carcere. L'uomo è indagato anche per spaccio di droga, forse destinata alla ragazza di nazionalità italiana che lo accompagnava. E a Udine è attivo proprio da
oggi il posto di polizia locale di Viale Leopardi in Borgo Stazione. Il personale interno sarà costantemente in contatto con la pattuglia che sorveglia la zona limitrofa. Per il momento l'ufficio è aperto dalle 7:30 del mattino alle 19:30, orario destinato ad essere prolungato in un prossimo futuro. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla sicurezza Ciani, che dice: restituiamo sicurezza e dignità al quartiere. Avviato oggi il posto di polizia di Viale Leopardi a Udine. Oggi è il giorno zero, al momento dell'apertura di un presidio di polizia locale, che era uno degli obiettivi che ci eravamo posti nel programma elettorale del sindaco Fontanini, e da questa settimana è aperto. Ovviamente le attività da fare sono numerosissime per restituire dignità, sicurezza a questo quartiere. Servirà molto tempo. Insieme a questo presidio c'è poi una pattuglia di polizia locale fissa, dedicata al controllo del territorio, alla sorveglianza delle vie limitrofe. Facciamo un bilancio della mattinata, come è andata? Ma ci sono delle persone che, ovviamente anche incuriosite dal fatto che si sia aperto questo nuovo ufficio, si sono rivolte al personale. Ecco, un ufficio che rimane aperto quante ore al giorno? Un ufficio che rimane aperto sulla base degli orari di turno degli agenti della polizia locale, quindi dalle 7:30 del mattino fino alle 7:30 della sera. Partiamo così, non escludiamo la possibilità anche di allungare l'apertura anche in orario più tardi. Ovviamente però ci sono tutta una serie di questioni, in particolare riguardanti il personale. A breve procederemo con un nuovo concorso per l'assunzione di nuovi agenti. Man mano che il personale crescerà, magari potremo anche ampliare gli orari di apertura. Automobilisti indisciplinati nella settimana di Ferragosto. La polizia stradale ha registrato oltre 600 infrazioni al codice della strada, 975 i punti decurtati, in Friuli Venezia Giulia 11 le patenti ritirate. Vediamo il bilancio dei controlli. Sono 11 le patenti ritirate a seguito dei controlli eseguiti dalla Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia su tutto il territorio regionale per la settimana europea Speed contro il superamento dei limiti di velocità. 5 licenze sono state ritirate nel Pordenonese, 3 a Gorizia, 1 a Udine, 2 a Trieste. Impiegati autovelox, telelaser, il dispositivo Provida sui veicoli civetta e l'inseguimento con ripresa per controllare la condotta del conducente. La sola Polizia Stradale di Udine ha registrato nella settimana di Ferragosto 652 violazioni al codice della strada, con decurtazione di 975 punti della patente, anche per guida senza cinture e con l'uso del telefonino. In un caso, un automobilista è stato sanzionato 2 volte in meno di 2 anni per aver guidato col cellulare. Non sono mancati gli incidenti stradali, 16 in tutto, per lo più in autostrada lungo la A4 e la A23, con 8 persone ferite, tra cui una grave. E a proposito di controlli di velocità, a Pagnacco sono stati presi ancora una volta di mira dai vandali i velo ok, le colonnine arancioni che vediamo a bordo strada. Il comune si è subito adoperato per ripristinarle, ma ora la giunta pensa a cosa fare per poter contrastare questo tipo di danneggiamenti. Decapitati, abbattuti e divelti. È dura la vita dei velokei e a Pagnacco, nella notte, altre 3 colonnine arancioni sono state vittime di danneggiamenti e vandalismi. Tutti posti lungo l'Osovana, i 3 contenitori per autovelox sono stati abbattuti nella notte da ignoti e questa mattina la polizia locale ha ricevuto la segnalazione. 2 dei 3 sono già stati risistemati, mentre il terzo è stato per il momento posto nel deposito comunale in attesa di sostituzione. Non è certamente la prima volta che il comune di Pagnacco si trova a dover fare letteralmente i conti con i danni ai velokei e per questo la giunta sta cercando soluzioni alternative. Non è la prima volta che capita, dispiace perché i velokei hanno una loro funzione ben precisa, che è quella in qualche maniera di dissuadere a correre, quindi a limitare la velocità e quindi a dare più sicurezza sulle strade. Qualcuno purtroppo si diverte a buttarli giù. Noi come giunta abbiamo pensato assieme alla polizia locale di rivedere un po' questo nostro progetto e vedere se sia il caso di toglierli oppure di risistemarli in qualche altra parte del territorio in modo che continuino a fare la loro funzione di dissuasori.
Un progetto di artiglieria della Seconda Guerra Mondiale in cattivo stato di conservazione rinvenuto nei giorni scorsi all'interno del plesso scolastico di Terzo di Aquileia è stato rimosso questa mattina dagli artificieri del comando provinciale di Udine. È stato fatto brillare in sicurezza. Ed ora il bollettino Covid: aumentano le persone accolte nelle terapie intensive del Friuli Venezia Giulia. Oggi sono 11, 2 in più. Si conta una dimissione rispetto a ieri, ma a questa si aggiungono 3 ingressi. Una donna di 84 anni, 2 uomini di 77 e 60 anni, 34 i pazienti ricoverati in altri reparti. Oggi non si registrano decessi. Su 1476 tamponi effettuati sono stati rilevati 25 nuovi casi, uno riguarda un infermiere di azienda sanitaria. Le persone in isolamento nella nostra regione scendono a 866. Più di 200 operatori sanitari non vaccinati ricorreranno al TAR contro i provvedimenti nei loro confronti da parte delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, le quali si costituiranno in giudizio per dimostrare la correttezza del proprio operato. Vaccino sì o no? Tutti in tribunale. Più di 200 sanitari non vaccinati hanno presentato ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia per ottenere l'annullamento dei provvedimenti attuati dai dipartimenti di prevenzione delle rispettive aziende sanitarie. Si tratta di 111 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari dell'azienda Giuliano Isontina, 65 di Asfo e una cinquantina per l'azienda Friuli Centrale. I ricorrenti, il cui numero potrebbe aumentare, hanno dato mandato ai propri legali di presentare ricorso, che sarà esaminato a settembre. Di contro, anche le aziende sanitarie si costituiranno in giudizio, pronti a dimostrare, come si legge nei decreti adottati, che le pretese dei ricorrenti, che lamentano l'obbligo del vaccino anti-Covid e per questo il non rispetto di norme costituzionali ed europee, appaiano infondate, anche perché, è scritto nei documenti aziendali, la norma di riferimento è finalizzata a limitare la possibilità di contagio all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private, evitando l'ulteriore diffusione del virus e le possibili vittime. In altre parole, tutto è stato fatto a norma di legge. Nel frattempo, le sospensioni dei sanitari sono finite anche sui tavoli degli ordini professionali, che nel Friuli occidentale hanno già deliberato il recepimento dei nominativi che non potranno più prestare servizio. Si tratta di 12 tra medici e odontoiatri e una ventina di infermieri. La parola ora passa al Tribunale amministrativo regionale. La base di Aviano rimane pronta ad accogliere eventuali aerei con a bordo gli evacuati dall'Afghanistan che in Friuli farebbero solo scalo, ma al momento l'aviazione americana fa sapere che non ci sono ancora voli programmati. Già predisposte comunque le strutture per l'accoglienza, resta intenso il dialogo tra le autorità italiane e quelle statunitensi. In merito all'operazione Operation Allies Refuge a guida del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, la base di Aviano è pronta a supportare, attraverso le strutture militari statunitensi in Italia, il transito di persone in partenza dall'Afghanistan verso località di reinsediamento negli Stati Uniti e in paesi terzi. Lo fa sapere in una nota il 31esimo Fighter Wing della base USAF di Aviano. Si tratta di una situazione in continua evoluzione, precisa l'aviazione americana, e mentre in questo momento non ci sono voli programmati per Aviano, rimaniamo pronti a supportare e siamo grati ai nostri partner italiani per la loro vitale collaborazione in questo sforzo. Questa è la posizione dei militari USA sui voli del ponte aereo che stanno portando militari, civili americani e collaboratori afghani dal paese in mano ai talebani all'America. Resta viva dunque la possibilità di un coinvolgimento dell'aviosuperficie friulana, ma non ci sono ancora certezze su date e uomini in fuga. L'ufficialità dell'uso di basi americane sul suolo italiano è arrivata anche dal via libera del governo Draghi. Oltre ad Aviano è interessata anche la base militare di Sigonella, in Sicilia, dove ieri sono arrivati 147 evacuati e altri ne sono attesi. Ad Aviano, in caso di sbarco, le persone saranno fatte scendere solo per uno scalo, visitate, curate se necessario e rifocellate. Resterebbero in Friuli per tutto il periodo della quarantena, in zone già attrezzate, anche con tensostrutture e protette anche per quanto riguarda le misure anti-Covid. Poi ripartirebbero verso gli Stati Uniti. Si tratta dunque solo di una tappa nel viaggio Afghanistan-USA, senza che nessun passeggero si fermi sul territorio italiano. Pronto comunque il supporto di personale delle aziende sanitarie friulane nel caso in cui ci fosse la necessità di intervenire per persone che richiedessero un'assistenza ospedaliera importante. Intanto resta intenso il dialogo tra autorità italiane e americane.
Intanto proseguono gli arrivi di profughi via terra nella nostra regione. Ieri pomeriggio al confine con la Slovenia, in territorio giuliano, il personale della Polizia di Frontiera e la Polmare di Trieste hanno rintracciato oltre 150 migranti, tutti provenienti dalla rotta balcanica. 3 cittadini migranti, poi tutti pakistani maggiorenni, sono stati rintracciati dai carabinieri ieri sera a Udine, vicino all'ex caserma Cavarzerani. Senza documenti, in buone condizioni di salute, hanno chiesto asilo, sono stati accolti nell'hub di via Cividale per triage e quarantena fiduciaria. Sono 600 gli abitanti di Udine che percepiscono il reddito di cittadinanza, ma solo 3 al momento hanno dato la propria disponibilità a collaborare 8 ore alla settimana con il comune, che avrebbe bisogno di 18 persone per lavori di sistemazione di aree che ospitano manifestazioni pubbliche. Il Comune di Udine cerca personale da impiegare 8 ore alla settimana nelle aree predisposte per ospitare spettacoli e intrattenimento, ma non riesce a trovarle. Su 600 cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza, solo 3 al momento hanno dato la loro disponibilità. Il Comune di Udine ha fatto 4 progetti che sono legati al verde pubblico, alla sistemazione dei giochi, delle sedie, insomma cose abbastanza semplici da realizzare. Abbiamo chiesto al Centro per l'Impiego un elenco corposo di persone da chiamare, abbiamo chiamato una cinquantina, sessantina persone, di 50 e 60 ne hanno risposto in 3. Ma alcuni sono anche anziani e questi chiaramente sono esentati, però ci sono giovani, ci sono gente che è venuta a vivere a Udine da altri paesi, dalla Romania, dall'Albania, dal Ghana, per dire alcune realtà che frequentano e che sono titolari di questi redditi di cittadinanza. Ecco, io spero che queste persone giovani in forza, che non stiano tutto il giorno magari a guardare la televisione, ma che si mettono a disposizione della comunità per fare qualcosa di utile. Adesso abbiamo chiesto un nuovo elenco, ripartiamo e speriamo di essere più fortunati. Però tengo a precisare che chi percepisce il reddito di cittadinanza e non ha validi motivi per non rispondere alla chiamata del Comune rischia di perdere il reddito. Si è finto tecnico di una nota azienda di giochi online ed è riuscito a convincere telefonicamente un uomo di 64 anni residente in Carnia ad accreditare sulla sua carta prepagata 5.800 euro. Lo ha indotto poi a fare mettere a suo credito 10 ricariche per l'acquisto di contenuti per l'intrattenimento per ulteriori 2.000 euro. L'uomo, 40 anni, già noto alle forze dell'ordine, residente in provincia di Napoli, è stato denunciato in questi giorni per truffa dai carabinieri della compagnia di Tolmezzo, al termine delle indagini avviate dopo la denuncia della vittima. Ladri in azione nel fine settimana in un'abitazione di Fagagna dove, approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi hanno forzato un infisso e rubato preziosi e denaro contante per quasi 9.000 euro. Altro colpo in abitazione poi a Pasian di Prato dove, dopo aver spaccato una porta, i topi d'appartamento hanno frugato nelle stanze riuscendo a sottrarre un bracciale d'oro. Indagano i carabinieri di Udine. Vuole raggiungere il figlio a Lignano, madre in stato confusionale, è stata salvata dal traffico della A28. Una donna anziana sola che vagava con trolley e borsetta a tracolla è stata fermata dagli agenti della polizia stradale nei pressi della rotatoria dello svincolo della A28 di Pordenone. La donna era stata protagonista di un episodio analogo lo scorso 22 giugno. È stata rassicurata e ricondotta dai familiari. Travolge con l'auto mamma gatta e i suoi piccoli, uccidendone uno. Poi fugge ma viene rintracciato dalla polizia locale che lo sanziona per oltre 400 euro per omissione di soccorso di animale. Questo episodio è accaduto ad Azzano Decimo, il servizio. Travolge con la sua auto mamma gatta e i suoi gattini, fermi sulla linea di mezzeria dopo aver attraversato la strada, uccidendone uno. È successo sabato sera in piazza Libertà ad Azzano Decimo, di fronte al bar Sport. Anziché fermarsi, l'automobilista, un trentenne del posto, ha proseguito la sua marcia, nonostante molti clienti del bar lo avessero chiamato, gridando, sperando che intervenisse. Nulla da fare, a quel punto hanno preso la targa e hanno chiamato la polizia locale che ha individuato subito il responsabile, sanzionato
positivo per 422 euro per omissione di soccorso di animali, così come previsto dal codice della strada. Mamma Gatta sta bene, così come gli altri piccoli, 3 micetti che sono stati presi in cura dai clienti del bar e dagli abitanti della zona. Alcune impronte di orso sono state fotografate tra Moggio Udinese e Pontebba in questi giorni dai cacciatori della locale riserva. Attestano la presenza del plantigrado dopo 3 anni di assenza in quest'area montana dell'Alto Friuli. A giudicare dalla profondità e dalla grandezza delle impronte, si tratta di un esemplare che supera il quintale di peso. 3 erano stati gli orsi la cui presenza fino a qualche anno fa era stata accertata tra Moggio e Pontebba. Poi per molto tempo nessuna traccia, fino a queste impronte che sono state appunto immortalate dai cacciatori. Il plantigrado è stato anche fototrappolato sempre dai cacciatori della riserva. Bilancio positivo per il turismo a Udine, in modo particolare per le mostre ospitate in castello. Da martedì scorso a ieri i visitatori sono stati oltre 1100. Grande afflusso di turisti nell'ultima settimana a Udine. In modo particolare si punta sulle mostre che sono ospitate in castello. Grandi numeri, sì, in effetti è vero, perché da martedì 17 fino a domenica ieri 22, ecco, abbiamo avuto più di 1100 visitatori, che è un numero cospicuo per 6 giorni di apertura, e quindi molto bene. Attirano le mostre, certamente c'è in castello la mostra su Giovanni da Udine, c'è la mostra sugli antichi abitatori delle grotte in Friuli, c'è la mostra sui cosacchi in Carnia, ma ci sono anche le collezioni permanenti e ci sono i numeri che ci confortano, anche se per dire la verità è un po' difficile adesso fare paragoni con gli anni passati. Anche i turisti sono sinceramente spiazzati, insomma, ecco, quindi il Green Pass che è stato introdotto da poco più di una decina di giorni, anche questo comporta qualche difficoltà, anche se posso dire c'è estrema collaborazione da parte dei visitatori. Quello che più conta è che io vedo tanti turisti e io li vedo frequentare poi il centro storico, li vediamo in via Mercato Vecchio con le loro biciclette, tante volte con le sacche. Soddisfazione sul fronte delle presenze di turisti anche a Cividale del Friuli, dove si è concluso il fine settimana dedicato alla rievocazione storica. Nonostante le diverse restrizioni, si è registrato un buon afflusso di pubblico. Vediamo. Bilancio positivo quello che si può trarre al termine del weekend di attesa del Palio di San Donato 2022. Molti i turisti che in questo fine settimana hanno scelto la cittadina di Cividale come fuga dalla quotidianità. Molto apprezzati i vari allestimenti nei borghi che hanno mostrato ai visitatori come si presentavano taverne e accampamenti tra il XIV e il XV secolo. Non sono mancate le tradizionali bancarelle che, anche se in misura minore, hanno proposto prodotti tipici anche a chi è giunto a Cividale in occasione della corsa di rally. Grande successo anche per la passeggiata organizzata dal comune di Cividale tra le vie cittadine. Tra le diverse tappe del gruppo, quella alla chiesa di San Pietro ai Volti e alla storica casa medievale riaperta al pubblico. Presenti anche quest'anno i tamburi di Cividale che hanno ripercorso il tragitto della tradizionale sfilata, esibendosi anche in diversi momenti e luoghi del centro città. Si sono svolti invece in mattinata la Santa Messa in onore del patrono cittadino San Donato, alla presenza dei vessilli dei 5 borghi, e il torneo di arco e balestra dedicato a Pierino Tolazzi, ricordato da arcieri di tutta Italia venuti a Cividale proprio per l'occasione. Archiviata questa edizione particolare della rievocazione storica cividalese, si inizia subito a lavorare a quella dell'anno prossimo, che avverrà, Covid permettendo, senza alcuna restrizione. Il confine è un bosco, cortometraggio del friulano Giorgio Milocco, ha trionfato alla 19ª edizione di Cinema da Mare, concorso internazionale di corti e documentari che si è tenuto a Novi Siri, in provincia di Matera. Il film non solo si è aggiudicato le Leppio d'Oro, ma ha anche conquistato 3 dei maggiori riconoscimenti in palio, superando i lavori di oltre 60 registi provenienti da ogni parte del mondo. L'opera è incentrata sulla storia di Ivan, un operaio alle soglie della terza età che ha trovato lavoro lontano dalla sua terra d'origine,
ha conquistato i seguenti premi: miglior film, miglior regia, miglior fotografia e miglior colonna sonora. E adesso ci spostiamo ai Colonos di Villa Caccia di Lestizza per prove aperte di cultura friulana. L'identità friulana non è soltanto memoria storica, ma deve necessariamente orientare attenzione anche alla rinascita di un futuro che, oltre alla storia, tenga conto dell'ambiente, della sostenibilità ecologica e sociale e dell'innovazione. Tutti argomenti che hanno tenuto banco ad Avostanis, 30ª rassegna d'arte e cultura estiva in svolgimento all'agriturismo ai Colonos di Villa Caccia di Lestizza a cura dell'omonima associazione culturale, con prove aperte di cultura friulana, titolo d'appuntamento che per Avostanis è arrivato alla 7ª edizione. Il direttore artistico Federico Rossi ha presentato alcuni dei progetti in itinere sul Friuli a venire, con testimonianze degli stessi protagonisti che li stanno mettendo in atto, abbinate a canzoni composte ed eseguite per l'occasione dal duo Alessio e Giuliano Vellisci. Anna e Chiara Scaini sono 2 giovani ricercatrici friulane, protagoniste di un'indagine scientifica internazionale che stanno realizzando sul tagliamento con nuovi studi e progetti di valorizzazione, mentre Mauro Pinosa, presidente del gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte Villanova, assieme all'enologo Emilio Del Medico, hanno illustrato la sperimentazione di affidamento del vino in grotta a 60 metri di profondità, che stanno dando risultati inaspettati con prospettive di valorizzazione. Sereno Milisso, presidente della Latteria Turnaria Campolessi, e Maurizio Tondolo, direttore dell'Ecomuseo delle Acque del Gemonese, hanno presentato la Carta dei Principi delle Latterie Turnarie, progetto nato nel nostro territorio per valorizzare le poche sopravvissute che per la sua importanza sarà adottata dal movimento internazionale Slow Food. Chiara Delfina Coman e Silvia Ponton, protagoniste del gruppo Crevaduris Fratture, hanno presentato il progetto artistico e culturale di un gruppo di giovani. Si intitola Crevaduris per l'appunto ed è inteso come fonte di rinascita personale e sociale. Altro progetto in corso d'opera intende ricordare il nobile Marco di Moruzzo, che nel 1421 rifiutò di sottomettersi all'occupazione veneziana. È stato presentato dallo storico Alberto Travain assieme alla sindaca di Moruzzo Albina Montagnese. Noi ci fermiamo qui, vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione sportiva, si parlerà di Udinese, del pareggio con la Juve che dà sicuramente slancio ai nostri bianconeri in questo avvio di campionato, ma che fa emergere anche qualche problema per quanto riguarda la difesa. Ma a mercato ancora aperto ci sono alcune accelerazioni, in particolare per quanto riguarda Perez. Di questo e altro si parlerà appunto tra pochissimo nell'informazione sportiva, poi come sempre l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata, arrivederci.